elezioni politiche ascoltiamo l'avvocato Lillo Massimiliano Musso, candidato alla Camera nell'uninominale maggioritario e plurinominale proporzionale nel collegio di Agrigento per lista del Popolo per la Costituzione. L'avvocato originario di Ravanusa, Lillo Massimiliano Musso, candidato all'uninominale maggioritario alla Camera e alla plurinominale alla Camera per lista del Popolo per la Costituzione. Sì, intendo rappresentare quel voto libero e consapevole che in provincia di Agrigento, nel collegio di Agrigento, deve pure esserci, pena la perdita di ogni speranza. C'è già chi degnamente rappresenta il voto, quello controllato, quello di pacchetto, quello del favoretto, quello della raccomandazione, c'è il voto alla moda abbondantemente rappresentato, quindi vi sono vari rappresentanti che coprono i vari settori della società in cui purtroppo si divide. Io miro a rappresentare un voto consapevole, una scelta proprio di impegno, un voto ragionato. Noi partiamo dall'esigenza di dare attuazione alla Costituzione italiana, questo è il nostro programma, poi si declina chiaramente in misure di tipo sociale, di tipo economico, però dobbiamo recuperare il valore fondante della Costituzione italiana, che è stata tradita ed è stata anche aggredita con una riforma costituzionale promossa da quel governo Renzi, che oggi si ripropone sotto mentite spoglie anche qui nel collegio di Agrigento, addirittura con un candidato espressione del ministro Lorenzin. Quindi cari agrigentini, se voi ritenete di essere soddisfatti per i livelli di vita che ci hanno consentito questi politici, questi amministratori, questa classe politico-dirigenziale, bene, votate sempre queste persone. Se invece volete cambiare, volete dare anche speranza alla possibilità che cresca una nuova generazione di persone che fanno politica, che antepongono il bene comune al proprio interesse particolare, bene, date il voto al sottoscritto. Noi con lista del Popolo per la Costituzione non siamo politici di professione, siamo fuori da qualunque schema, da un certo punto di vista recuperiamo anche quei principi fondamentali che man mano il Movimento 5 Stelle ha smarrito. Io mi auguro, ed è un appello che lancio ai miei avversari, che accettino il confronto televisivo, perché non possiamo sequestrare la democrazia e limitarla soltanto ai cliché e agli slogan o ai banner pubblicitari. Occorre il confronto, spero che Teleacras e spero che gli altri candidati possano, diciamo, favorire un incontro democratico dove andare a misurare il contenuto politico.